Un nuovo compagno di classe è appena arrivato nella nostra scuola. Si chiama Samir. Siamo sempre contenti di conoscere nuovi amici. Samir è simpatico, ma sembra nascondere dei segreti. Ci dice che arriva da molto lontano e di avere l'impressione di essere già stato qui. Ci chiede cosa c'è nell'aula accanto, ma nessuno ci entra da anni e decidono di andare a vedere. I ragazzi cercano di entrare, ma la porta è chiusa. Samir ha un po' spartù e i ragazzi riescono ad entrare. Niente è cambiato, ma in fondo alla classe c'è un laboratorio segreto che Samir sembra conoscere molto bene. Samir propone ai nuovi compagni un esperimento. Dopo aver manipolato interruttori, tablet e altri dispositivi, Samir riesce a trasportare i nuovi compagni nel passato. In una vecchia classe alcuni alunni stanno lavorando con vecchi attrezzi, oscilloscopi, multimetri e vecchi generatori. Ma Samir ha una sorpresa molto più interessante. Samir riesce a trasportare i nuovi compagni nel futuro, cioè la scuola da cui arriva lui. Nell'aula del futuro gli alunni indossano magliette con LED luminosi, lavorano con robot e computer moderni, risolvendo complicate formule sulla lavagna luminosa. Questa è la nostra scuola, il futuro è già qui.